Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Leone XIV, un Papa mariano, meno di un anno fa da cardinale, era stato al Santuario Madonna delle Lacrime di Siracusa, a Catania in cattedrale, come anche in altre diocesi, messa di ringraziamento. Mala sanità al civico di Palermo. Dopo le denunce, la commissione d'inchiesta della regione scatta la psicosi e i timori di pazienti e cittadini nei confronti del reparto finito nell'occhio del ciclone. C'è anche il nome di un imprenditore anti-racket nelle indagini antimafia dei Carabinieri di Trapani sulla famiglia mafiosa di Partanna. Cinisi ricorda l'omicidio di Peppino Impastato, ucciso 47 anni fa dalla mafia. A volere la sua morte il boss Badalamenti. Catania e le sue contraddizioni, dalla bellezza del parco Famà, appena inaugurato, al degrado delle zone vicine. Catania trionfo al Teatro Ambasciatori della prima nazionale del musical La città delle Amazzoni. Calcio, penultimo impegno di campionato per il Palermo che stasera al Barbera affronterà il Frosinone. A Catania cresce l'attesa per la partita d'andata del primo turno nazionale dei play-off, promozione di Serie C. Domenica al Massimino arriva il Pescara. Bentrovati, lo abbiamo conosciuto meno di 24 ore fa, il pontefice che prende il posto di Papa Francesco. Stiamo parlando di Papa Leone XIV. Nella sua storia c'è anche una piccola parentesi siciliana. Infatti, poco meno di un anno fa era stato in visita a Siracusa, al santuario della Madonna delle Lacrime, per celebrare il pontificale. Sentiamo Francesco Aloi. La pace sia con tutti voi. Robert Francis Prevost, Papa Leone XIV, si presenta così. 69 anni, agostiniano di Chicago. Pace e ponti sono le due parole che pronuncia di più nel suo discorso dalla loggia delle benedizioni. Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Il primo pontefice nordamericano, anche lui, come Francesco, vicino agli ultimi. Un papa che per molti seguirà le orme di Bergoglio. E c'è chi lo aspetta in Sicilia, dove è già stato, anche se da cardinale. Era il 1 settembre dello scorso anno, quando nel santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa celebrò il pontificale per l'anniversario della lacrimazione. Ha avuto l'occasione di accostarsi alla Madonna delle Lacrime e ci ha manifestato il suo amore alla Madonna. 25 ore di attesa per la fumata bianca dal comignolo della Cappella Sistina. E uniti nella preghiera, nella piena obbedienza, nella fedeltà con tutte le diocesi della Sicilia, vogliamo ancora una volta rendere omaggio al nuovo Papa. Per i credenti adesso è il momento della preghiera. Il grazie per il dono del nuovo Papa. Alle 20 nella cattedrale di Catania ci sarà una celebrazione, ma come qui anche nelle altre diocesi ci saranno momenti di comunità per una Chiesa unita, così come la vuole Papa Leone. Ma la sanità al civico di Palermo, la regione istituisce una commissione d'inchiesta dopo le denunce pubbliche di un medico del reparto di chirurgia toracica su esami inutili o operazioni non necessarie che hanno portato anche alla morte. Intanto scatta la psicosi e i timori di pazienti e cittadini nei confronti del reparto. Roberta Lunghi. Una commissione straordinaria per verificare l'attività clinica dell'unità operativa di chirurgia toracica dell'ospedale civico di Palermo. È l'iniziativa istituita dall'assessorato regionale alla salute su disposizione del presidente della regione Schifani. Dalle parole ai fatti, dunque, perché proprio ieri il governatore aveva annunciato: non staremo fermi e inermi su questa vicenda. Il provvedimento è stato adottato a seguito di segnalazioni di un medico del reparto incriminato, inizialmente anonime, ma che poi hanno preso il volto del dottore Francesco Caronia, che hanno evidenziato possibili irregolarità nei ricoveri e negli interventi chirurgici effettuati negli ultimi 5 anni. Il riesame riguarderà tutte le cartelle cliniche dal 2020 al 2025, con attenzione alla correttezza dei percorsi terapeutici e alla coerenza delle scelte cliniche. La commissione, composta da 6 esperti provenienti da diverse aziende sanitarie siciliane, inizierà i lavori lunedì 12 maggio. Il racconto pubblico della morte di una paziente per un'operazione che, a detta del medico, non era necessaria, ha intanto generato un clima
clima di paura e diffidenza nei confronti del reparto tra chi è stato operato e chi magari è in attesa di intervento. Il dottor Caronia, dopo essere stato ascoltato dall'assessore Faraoni, sarà convocato anche dall'Ordine dei Medici, che aprirà una sua indagine interna, mentre dalla Procura al momento nessuna apertura ufficiale di indagine, ma solo un fascicolo conoscitivo per acquisizione dei dati sul caso. Sempre a Palermo, al Policlinico, l'azienda ospedaliera dovrà pagare oltre 1 milione di euro alla famiglia di una donna morta nel 2018 dopo un arresto cardiaco per shock settico, una morte che secondo il tribunale era evitabile. C'è anche il nome di Nicola Clemenza, imprenditore anti-racket nelle indagini antimafia dei Carabinieri di Trapani sulla famiglia mafiosa di Partanna. Sono emersi rapporti tra Clemenza e l'imprenditore Santo La Rocca, legato al reggente della cosca Nicola Pandolfo. La Rocca e Pandolfo sono finiti in carcere. Laura Spanò. C'è anche il nome di Nicola Clemenza, presidente dell'Associazione Libero Futuro Antiracket della provincia di Trapani, nell'ultima inchiesta dei Carabinieri sul clan di Partanna, che ha portato in carcere il reggente della cosca, Nicola Pandolfo, un imprenditore e suo uomo di fiducia, Santo La Rocca. Clemenza ha ricevuto un'informazione di garanzia in cui si ipotizzano i reati di peculato e di agevolazione dell'associazione mafiosa. Titolare di un'azienda olearia, Clemenza nel 2008 aveva avviato il consorzio di tutela delle valli bellicine per sottrarre le aziende olivicole alle logiche mafiose, subendo anche un attentato incendiario dietro il quale si scoprirà poi la mano dell'allora latitante Matteo Messina Denaro. Da allora ha portato avanti una battaglia di tutela ed educazione alla legalità, affiancando anche gli amministratori giudiziari nella gestione di società sequestrate e confiscate. Da consulente però avrebbe avuto contatti ravvicinati, risultati indizianti per gli investigatori e magistrati con un altro imprenditore, Santo La Rocca, pure di Partanna. Tra le intercettazioni anche la sua disponibilità ad aiutare nelle regionali del 2022 un candidato proposto attraverso l'imprenditore La Rocca dalla famiglia mafiosa locale. Il Tribunale del Riesame di Palermo ha concesso gli arresti domiciliari a Floriana Calcagno, l'insegnante legata a Messina Denaro, finita recentemente in manette per aver favorito la latitanza del boss. La donna si era presentata in procura spontaneamente 5 giorni dopo l'arresto del capomafia, raccontando di aver scoperto solo allora chi fosse l'uomo che per mesi aveva frequentato e con cui aveva avuto una relazione. Gli investigatori non le hanno creduto, di qui l'arresto. Oggi invece sono stati decisi i domiciliari. A 47 anni dall'omicidio di Peppino Impastato, diverse le iniziative per ricordare il giornalista e militante antimafia. Questa mattina tanti studenti hanno visitato il casolare dove fu trovato ucciso Peppino. Nel pomeriggio il consueto corteo che partirà da Radio Out. Marco Gullà. Era il 9 maggio di 47 anni fa, il 1978. Peppino Impastato, giornalista, attivista e militante antimafia, fu trovato ucciso in questo casolare, che oggi è un museo aperto a tutti. Ucciso dalla mafia su commissione di Tano Badalamenti, boss di Cinisi. Cosa Nostra tentò di nascondere il delitto facendolo passare per un tentato suicidio, ma non fu così. E nel giorno dell'anniversario il casolare Impastato è soprattutto meta di tanti giovani studenti. La speranza di cambiamento passa da loro. Da parte nostra c'è una responsabilità degli anni che sono stati i peggiori qua a Palermo e dintorni, gli anni delle stragi, gli anni dei morti ammazzati appunto di mafia, e noi giovani sicuramente abbiamo una responsabilità in più su questo, ci sentiamo soprattutto un peso, una responsabilità sulle spalle. Presente alle iniziative in memoria di Impastato anche la nipote Luisa. Per lei Cinisi adesso è diversa. Oggi c'è la presenza delle istituzioni, c'è la presenza della scuola che in anni passati era per lo più assente, quando venivano invece scolaresche da ogni parte d'Italia. Sono sicuramente segnali di vicinanza, segnali importanti di un lavoro che è stato fatto in tutti questi anni e che ci dà sicuramente grandi speranze. Nel pomeriggio il consueto corteo da Radio Out a Terrasini fino a Casa Memoria a Cinisi, con interventi dal balcone. In settimana diverse le iniziative andate in scena per ricordare Peppino, come un torneo di calcetto organizzato da associazioni del quartiere Noce a Palermo. Un'altra strage di giovani come quella di Monreale era in preparazione a Palermo per il prossimo weekend. La vendetta per un pestaggio del 1° maggio scorso sarebbe scattata con fucili a pompa, pistole e mazze chiodate. Manlio Viola.
La strage di Monreale rischia di non restare un episodio isolato nella sua drammaticità. Un'altra strage analoga era in preparazione, stavolta a Palermo. Modalità simili e motivazioni probabilmente uguali. Protagonisti i ragazzi di 2 quartieri della città, quelli di Brancaccio contro i giovani di Falsomiele. Ma la spedizione punitiva per il momento non ci sarà. Nella giornata di ieri i carabinieri hanno fatto irruzione a casa di 2 giovani di Brancaccio di 25 e 26 anni e sequestrato l'arsenale che avevano preparato per quella spedizione punitiva, arrestando. Hanno trovato un fucile a pompa con matricola a brasa, già caricato per essere usato, 2 revolver, anche quelli con matricole a brase, un fucile d'aria compressa, 2 mazze ferrate e ben 217 cartucce di vario calibro. Insieme alle armi i carabinieri hanno sequestrato anche droga, 100 dosi fra cocaina e hashish. Secondo gli investigatori l'arsenale era pronto per una nuova strage. Alla base di tutto ci sarebbe una rissa che risale al 1° maggio. Lo scontro sarebbe avvenuto in cortile Chiazzese. A fronteggiarsi un gruppo di giovani del quartiere di Falsomiele e un altro gruppo di giovani locali di Brancaccio. Una rissa durante la quale i ragazzi di Brancaccio le avrebbero prese e sarebbero stati pestati dai giovani di Falsomiele. Un affronto inaccettabile anche perché è avvenuto a casa loro, visto che Cortile Chiazzese si trova proprio a Brancaccio. In questo fine settimana era pronta la vendetta a colpi di fucili a pompa, una faida per il momento evitata, ma che la dice lunga sul clima giovanile a Palermo. Un 49enne è stato ucciso nel pomeriggio di ieri nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione l'uomo, un pastore, è stato freddato con alcuni colpi di pistola mentre si trovava sulla strada provinciale Lentini-Scordia nel territorio di Lentini. I killer avrebbero atteso la vittima lungo la provinciale nei pressi di un ponte chiuso al traffico ed avrebbero esploso diversi colpi di arma a distanza ravvicinata. Sull'agguato stanno indagando, coordinate alla Procura di Siracusa, gli agenti del commissariato di polizia di Lentini e della squadra mobile di Siracusa. Il cadavere è stato portato all'ospedale Cannizzaro di Catania. Su disposizione della Procura di Catania, la Guardia di Finanza ha eseguito 4 misure cautelari per usura ed estorsione. Gli indagati sono Maria Piacente, Provvidenza Condorelli, Maria Teresa Crisafi e Daniele Saraniti. Per loro è stato disposto l'obbligo di dimora. Le indagini sono scattate alla denuncia delle vittime costrette a rivolgersi ai 4 che operavano nella zona di Picanello e del villaggio Sant'Agata per avere in prestito soldi con la conseguente richiesta di un elevato tasso usuraio. Nel mirino degli usurai persone in difficoltà economiche, a volte appartenenti anche allo stesso nucleo familiare. Catania e le sue 1000 contraddizioni. Alla bellezza del nuovo Parco Famà fa da contraltare l'abbandono di via Sassari, dove il verde non è per nulla ornamentale. Marciapiedi off limits da rifiuti ed erbacce. Tonino De Mano. Un pochettino stona, lì abbandono, qui invece la grande cultura del giardino. La bellezza è il verde di Parco Famà, la bruttezza è l'abbandono di via Sassari, separate da poche decine di metri, quanto basta per mostrarvi il rovescio della medaglia. Catania e le 1000 contraddizioni, lo abbiamo detto tante volte e troviamo sempre conferme. Mentre anche noi ieri osservavamo il fascino del nuovo parco e del parcheggio scambiatore, tanti catanesi ci sollecitavano di fare qualche passo, anzi di girare l'angolo. Ed eccoci qui, in via Sassari, dove il verde assume altre tonalità, non certo ornamentali. Impraticabile anche il marciapiede, invaso dalla vegetazione che fuoriesce dal Parco Falcone, ripulito in fretta e furia in vista dell'inaugurazione dell'adiacente Parco Famà. Per non parlare dei rifiuti sparpagliati ovunque. È sempre così, ogni volta che raccolgono il grosso della spazzatura resta poi tutto l'umido soprattutto a terra e nessuno spazza mai. Abbiamo denunciato 1000 volte la Gema Rifiuti, il Consiglio di quartiere, il Comune, il Sindaco, mio marito ha mandato immagini dappertutto, non solo qui, anche in altre parti della città. Ritorna sempre sporco perché o per l'inciviltà oppure perché non passano gli spazzini. Le nuove fontanelle approvvigionano l'attività dei lavavetri sempre attivi in Viale Giuffrida. Abbiamo qui la piaga di questi poveri disgraziati che per sopravvivere ovviamente vanno a pulire vetri. Verde sfalciato e disseminato qua e là. Nella fretta di intervenire qualcuno però si è dimenticato di un altro tratto di Viale Sanzio, dove la vegetazione spontanea e rigogliosa fa ormai parte integrante del marciapiede. Adesso una breve pausa, poi parleremo di sicurezza stradale e di musica con La città delle Amazzoni. A tra poco.
Settimana mondiale della sicurezza, Polizia Stradale e ANAS in prima linea. L'obiettivo è salvaguardare vite umane e far rispettare il codice della strada. Tonino De Mano. Rispetto delle regole con l'obiettivo di promuovere la cultura della sicurezza stradale. Destinatari dell'iniziativa proprio i giovani. E mentre si annunciano sanzioni sempre più severe per uso di telefonino, alcol e monopattini, per quest'ultimi i controlli scarseggiano, sulle nostre strade il sangue continua a scorrere a fiumi. Per fermare questa mattanza allora serve un impegno congiunto e la settimana mondiale della sicurezza stradale, che si svolgerà dall'11 al 18 maggio, può dare una grossa mano. C'è proprio una particolare attenzione alle cosiddette coscienze in crescita, quindi a tutto il mondo dei ragazzi, al loro voler magari essere un po' sopra le righe, proprio per far sì che comprendano in qualche modo sempre di più la cultura della sicurezza stradale, quindi del rispetto delle regole del codice della strada, che sono regole che soprattutto salvaguardano la vita di tutti e quindi in questo caso anche la loro. E il nostro esserci sempre in questo caso riguarderà questo tipo di iniziative che saranno snodate per tutta la settimana in vari posti, con iniziative di prossimità, di coinvolgimento, attività di piazza, spettacoli teatrali che vogliono proprio portare avanti la sicurezza stradale. Tante le iniziative rivolte ai giovani, in prima linea ANAS e la Polizia Stradale del compartimento Sicilia Orientale. Debutto trionfale a Catania per il musical La città delle Amazzoni, una produzione tutta siciliana per la regia di Alessandro Incognito e le musiche originali di Franco Lazzaro e Hiram. Il mito delle guerriere ribelli in scena all'Ambasciatori fino a domenica. Roberta Lunghi. Un debutto nazionale che sa di trionfo per La città delle Amazzoni, opera musical, il colossal teatrale per la regia di Alessandro Incognito, con musiche inedite di Franco Lazzaro e Hiram e coreografie di Erika Spagnola, con il coro diretto da Lilla Costarelli, che ieri ha trascinato e incantato il pubblico al Teatro Ambasciatori di Catania, un successo che premia ben 10 anni di grande lavoro. Nel racconto si intrecciano amore, amicizia, lotta per l'emancipazione femminile grazie al mito greco delle Amazzoni, le donne ribelli all'ordine patriarcale. Il messaggio è forte e chiaro verso l'ideale di una società che si fondi sul rispetto tra i generi. Le musiche danno corpo alla storia, carattere ai personaggi, disegnandone fragilità, forza, tenebre e luci. Sul palco 26 artisti, 18 solo donne per narrare l'amore tra Tambra, interpretata da Laura Sfilio, regina della guerra delle Amazzoni, e Laiol, interpretato dallo stesso regista Alessandro Incognito, comandante dell'esercito del popolo del mare. Cristina Litrico dà vita alla regina della pace. Lo spettacolo, messo in scena da Poetica Produzioni, definita la piccola Broadway sotto il vulcano, continuerà a regalare emozioni e riflessioni al pubblico catanese, con replica all'Ambasciatori fino a giorno 11 maggio. Adesso una breve pausa e poi il calcio, parleremo del Palermo e del Catania. A tra poco. Penultimo impegno di campionato per il Palermo, che stasera al Barbera affronterà il Frosinone. Rosanero alla ricerca di una vittoria per consolidarsi in zona playoff. Assenze pesanti in difesa. Marco Gullà. Non conta la prestazione ma solo la vittoria. Questa volta Alessio Dionisi fa outing e stasera nel match del Barbera contro il Frosinone si aspetta una sola cosa: i 3 punti. Il Palermo, vincendo oggi, potrebbe virtualmente avere la certezza di giocare i playoff e tornerebbe in corsa anche per il sesto posto. Lontano un punto è occupato dal Catanzaro, che però giocherà fuori casa a Sassuolo. Tante combinazioni, il Palermo però ha il destino nelle sue mani. Eravamo fuori dai playoff, ora siamo dentro e dobbiamo meritarci di star dentro. Nelle ultime 2 partite 2 risultati negativi hanno un po' complicato il nostro percorso, ma vuoi o non vuoi l'equilibrio che c'è ci vede ancora dentro. Abbiamo perso, ci siamo avvicinati più a quelle dietro che a quelle davanti, non era la nostra volontà, ora il nostro obiettivo è rimanerci dentro. Ci dobbiamo attaccare a questo perché è il nostro obiettivo.
Oggi la sfida con i Ciociari, martedì quella contro la Carrarese, sempre in casa, 180 minuti in cui il Palermo dovrà dare il massimo. Dionisi deve fare i conti con 2 assenze pesantissime in difesa, oltre a Ceccaroni, infatti contro il Frosinone mancherà anche Magnani. Il tecnico deve quindi reinventarsi il pacchetto arretrato, Blen dovrebbe comunque essere confermato a centrocampo e Diakité arretrato in difesa. In avanti Brunori, Segre e poi Ampalo. Frosinone che rischia a un solo punto di vantaggio sulla zona play-out. Oggi torna al Barbera da avversario l'ex Lucioni. Fischio d'inizio alle 20:30. Cresce l'attesa per la partita d'andata del primo turno nazionale dei play-off promozione di Serie C. Domenica al Massimino arriva il Pescara, il Catania deve vincere almeno una partita. Francesco Triolo. Uno degli avversari peggiori che potesse capitare, su questo c'è stata una visione comune di pensiero di tutto l'ambiente, ma la doppia sfida contro il Pescara potrebbe anche diventare quel trampolino di lancio mentale e di entusiasmo che fa cambiare il corso di una stagione. Il Catania si sta preparando quindi alla prima gara, quella di domenica sera alle 20 al Massimino contro la squadra allenata dall'ex Silvio Baldini, con la consapevolezza che da questa partita passa tanto e le chance di passaggio del turno. Il Catania non è testa di serie, quindi per superare il turno avrà bisogno di vincere almeno uno dei 2 incontri, non sono previsti supplementari, con 2 pareggi supera il turno il Pescara. Ecco perché bisogna calare gli assi immediatamente. Toscano sta cercando in questi giorni di verificare la condizione dei suoi, visto che fino ad ora si è affidato ad un 11 collaudato e l'ipotesi è quella che potrebbe essere confermata anche contro gli abruzzesi. In città cresce l'attesa per la partita, tra l'altro Catania-Pescara da molti osservatori è giudicata come una possibile finale anticipata per il valore delle 2 squadre. I biancazzurri hanno cominciato la loro corsa nei playoff dal secondo turno nella fase del girone, battendo la Pianese per 2-1 con gol di Pierozzi e di Merola. Hanno quindi una partita in meno rispetto ai ragazzi di Toscano, aspetto da non sottovalutare. Non ci saranno i tifosi ospiti né all'andata né al ritorno. Telecolor, come di consueto ormai quest'anno, dedicherà 3 ore live alla partita con diretta stadio, collegamenti con i nostri inviati, la presentazione della gara, le emozioni dei 90 minuti, le interviste post partita in anteprima e i vostri commenti via WhatsApp. E oggi dopo il TG, quindi fra pochissimo, ritorna Preview condotto da Marco Carli e conosceremo meglio il Pescara, prossimo avversario nei play-off del Catania. Non mancheranno l'analisi tattica, le notizie e gli approfondimenti sui rossazzurri. Spazio anche al Messina alla vigilia dell'andata dei play-out. E adesso è tutto, mi fermo qui, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.